Presidente Curabba, la terza edizione di questo importante concorso di poesia in lingua siciliana dedicata a SROI, ecco la CNA Pensionati, la CNA che produce anche cultura. Sicuramente sì, intanto da premettere che la CNA rappresenta i lavoratori autonomi dell'artigianato ma anche delle piccole e medie imprese e dico subito che generalmente gli artigiani sono degli artisti e come tale noi riteniamo che vanno valorizzati e nello stesso tempo la loro professione, la loro arte vada sempre più diffusa e valorizzata. La cultura legata al territorio. La cultura legata al territorio. Come pensionati noi facciamo ogni anno delle estemporanee di pittura per valorizzare i pittori anziani, quelli che hanno amore per l'arte, ma facciamo anche questo premio che è alla terza edizione dedicato a Giuseppe Serrui per valorizzare la nostra lingua, perché è un concorso in lingua siciliana, valorizzare il siciliano. Noi sappiamo che la lingua siciliana, al di là dei tanti dialetti, alla fine è una vera e propria lingua e dietro questa lingua c'è una storia, c'è una cultura, c'è il nostro passato, ci sono le nostre radici. Guai se noi perdessimo queste radici, perché perderemmo sicuramente la nostra identità. Sono stati tanti concorrenti, tanti candidati che hanno voluto partecipare a questo concorso, questo significa che c'è fermento nel territorio. Noi abbiamo avuto una partecipazione di 35 poeti e per la verità non sono soltanto agrigentini, parecchie poesie sono arrivate da Catania, dalla zona di Catania e parecchie poesie sono arrivate dalla zona di Palermo. Noi abbiamo fatto una selezione che è stata molto difficile, alla fine abbiamo voluto premiare 5 poeti che le loro poesie erano veramente straordinarie, degne di nota e di merito. Poi a sua volta per incoraggiare i neopoeti abbiamo voluto segnalare altre 5 poesie altrettanto valide e altrettanto belle. Lina Riccobene, lei è salita sul gradino più alto del podio, ha vinto questo concorso, ecco, cosa significa per lei? Ma innanzitutto la maggiore gratificazione deriva sempre dal fatto di riuscire ad esprimere quelle che sono le proprie emozioni, le proprie sensazioni. Inoltre ecco, alla poesia è dato questo privilegio, quindi anche al poeta, di poter scrivere quelli che sono i sentimenti legati al bisogno di denuncia di determinate situazioni che si verificano nel sociale. E il mio pensiero è andato appunto a ciò che si provano oggi i nostri immigrati. Dico nostri perché tali li sento e perché cercano prima di ogni altra terra la nostra Sicilia.